buonasera a tutti quanti voi. Buonasera. Dal vostro tecnico di fiducia. Sono qui in presenza di Fabrizio Giordano. Salve, buonasera a tutti. E stasera parleremo con voi di tutto ciò che riguarda l'aspetto dell'hardware, del software, Esatto. del PC. È vero, signor Fabrizio? Esattamente. Mi presento, buonasera a tutti, sono Fabrizio Giordano, come diceva il nostro tecnico un po' più datato secondo me. Guardi, non cominciamo ad offendere questa sigla. Lui lo fa alla maniera vecchia, io lo faccio alla maniera moderna. insomma. Sono Io mi tecnico occupo informatico. solamente di elettricità e di televisioni. Tu invece di cosa ti Io mi occupi? occupo invece di personal computer. Ma veramente? Esatto. Personal computer, quindi tutto ciò che è moderno, di sistemi come notebook, ovvero portatili. Ah, pure i notebook. I notebook. Bravo. E comunque facciamo tutto quello che è riparazione, assemblaggio e manutenzione del personal computer. Oltre Pure la manutenzione. la manutenzione, come Signori, ascensori. ma voi avete capito niente proprio di meno? Questo fa anche la cosa assistenza e la consulenza per i PC e l'hardware e i software. Vero? Esatto. Ci dica. Allora, qualora ci fosse il bisogno di riparazioni al computer o anche assemblaggi di nuovi personal computer, noi siamo a vostra completa disposizione. Ma veramente? Esatto. Eppure a vostra completa disposizione. Ma dico io, questi giovani moderni si inventano di tutto. Andiamo nel dunque. Dunque, di che stavamo parlando? Sempre di assistenza informatica. Già, è vero. Quindi lei fa software e hardware, non ho capito Non è che li faccio, diciamo, cerco di manutenerli. Allora, dove li tieni? Manutenerli, diciamo, assistere tiene- a chi li ha in possesso. Assiste a chi ce li ha in possesso. Io avevo capito, manutenteni in mano. No, insomma. manutenere in mano proprio no. Ah, vabbè, quindi lei non lo tiene in mano. Temporaneamente lo teniamo Non lo in mano. tiene in mano. Quindi andiamo nel dunque di questa situazione. Dunque, Dunque mi dica lei, Dica. mi faccia la domanda e io la rispondo. dica A chi devo dire? a loro. Gliel'ho detto. No, vabbè, quindi ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Lei si occupa di assistenza a PC. Sì. Dunque, allora, cosa consiste questa assistenza? Lei di cosa effettivamente si occupa? Allora, noi assistiamo il cliente anche a domicilio, quindi ritiriamo o visioniamo il computer, chiamiamolo in quel momento difettato che presenta problemi, a Quello casa del tutti cliente. hanno un problema, anche i PC hanno i problemi. Sì, facciamo anche i medici perché di solito hanno anche virus. Quindi lei è anche medico. Anche medici. Io dopo ne devo parlare perché c'è un piccolo dolorino. Allora, proveremo, chiamiamo di competenza chi. Va bene, e quindi spieghi a chi ci osserva da casa. Diciamo che ormai le persone al giorno d'oggi lo sanno anche già, Che che cosa? problemi possono avere i computer e per fortuna si rivolgono ancora a noi per ripararli. Quindi a voi vi si rivolgono per i problemi dei computer. Esattamente. E che tipo di problemi può avere un computer? Il computer può avere, sai, ad esempio un bel giorno può darsi che qualcosa al suo interno imploda e Che non fa? si sa, imploda. Imploda. Imploda, è un'esplosione interna. Esplode internamente. internamente. Mamma Con mia, molto allora oro sono che zomba. pericolosi questi computer. Sì, come un cuore che zomba, insomma. Vabbè, spieghi ai nostri... Quindi zombando il cuore deve andare dal medico, quindi il Giustamente. computer anche lui deve andare dal medico e noi siamo i medici del computer. Senta, leggevo qui sulla scheda che mi ha mandato. Esatto. Leggevo che lei si occupa anche di virus. Esatto. Il problema è un d'oggi- medico. Il problema al giorno d'oggi, essendo noi medici del computer, curiamo i nostri pazienti computer facendo tutte quelle che sono le procedure di routine per la pulizia e il ripristino del personal computer in modo tale che possa rifunzionare al meglio, Ecco. come farebbe dal medico. Insomma. Stessa cosa. Uno va dal medico, chiede la pillola e quindi la pillola serve E noi per diamo la i pillola. vari virus, no? Noi diamo la pillola al Lui dà la pillola ai computer. Dunque, stavamo dicendo, oltre a questo, cosa fa più? Allora, noi abbiamo anche poi, siamo un centro di consulenza, quindi possiamo anche assistere il cliente nella creazione di un sito internet, possiamo fare montaggi video, possiamo anche aiutare voi che fate produzioni. No, io mi cinematografiche. occupo solamente ed esclusivamente di televisioni. Sapessi quanta gente strana passa dentro il mio negozio. Immagino. Diciamo. E quindi stavamo dicendo. Esatto, e poi facciamo anche consulenza pubblicitaria, facciamo montaggio video, facciamo anche quello che
è importante al giorno d'oggi, ovvero i riversaggi sul formato digitale di tutte quelle che sono i supporti, diciamo, premoderni. I supporti sarebbero il VHS, il mini DV. Io tengo il cassette VHS. VHS, esatto, le facciamo digitali e le possiamo mettere su supporti moderni come DVD. Può mettere sopra un dito. Un dito anche, sì, con dei formati un po' più piccoli, moderni, possiamo anche mettere su un dito. Però. Esatto. E quindi. E quindi li facciamo questo passaggio, li possiamo Senta, in ma- modo tale che la conservazione duri più lungo possibile. Giustamente. E dunque, signor Fabrizio, dobbiamo lasciare un suo recapito Certo. telefonico a chi Allora- ci sta guardando in questo momento, così in maniera tale che può tranquillamente telefonare il signor Fabrizio, che è un bravo medico tecnico Del computer, Dei sì, computer, del computer. Allora, il esatto. mio recapito telefonico è 393 Eh? 11 28 254. Ma c'è scordata la penna, volevo segnarmi pure io questo numero di telefono, magari dopo me lo lascia. Certo, assolutamente. Sente un po', che lei c'ha anche un indirizzo email Certo, dove potete contattarmi, sì? Allora, per contattarmi via mail l'indirizzo è jordi06, Z6. faccio lo spelling, Sì, sì, sì. Genova, Imola, Otranto, Roma, Domodossola, Imola, Z di Zagabria, 6 al numero, @gmail.com. Niente meno lei sta da tutte queste parti, Esatto. Al giorno d'oggi dobbiamo essere moderni, dovunque. ovunque. È bravo il signor Fabrizio. Signori e signori, mi raccomando, dal vostro tecnico di fiducia, chiamate il signor Fabrizio Giordano per assistervi ai vostri computer, i PC, hardware e software, va Grazie. bene? Noi ci vediamo al nostro negozio di rivendita elettronica e televisioni. Mi raccomando, statevi bene e arrivederci. Buona serata a tutti.